Nel nostro faccia a faccia, in questa puntata, ospitiamo Ivan Mazzabuto, presidente della Paterno Calcio. Salve Ivan, ben trovato. Grazie dell'invito. Cercheremo di raccontarti attraverso 7 domande. La prima è di impatto. Cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova sfida dopo, una retrocessione? Ritornare ancora una volta a portare il Paternò in Serie D? Sicuramente la passione per questa maglia, per questi colori. Non è facile mandare giù una retrocessione anche per come è avvenuta e da subito ho avuto l'istinto proprio a fine gara in sala stampa di dichiarare tutto il mio impegno per riportare il Paternò in Serie D. Quando costruisci un progetto, in questo caso una società di calcio, scegli prima gli uomini e poi gli obiettivi o viceversa? No, diciamo che si ha un obiettivo da raggiungere, no? Però poi per il raggiungimento hai bisogno delle persone. Come dico spesso, le aziende e le società le fanno le persone e sono loro che determinano il buon esito o meno del raggiungimento dell'obiettivo. Una volta diciamo che il presidente sceglie le persone, comunica quali sono gli obiettivi della società, qual è la filosofia societaria, deve cercare di metterli nelle condizioni migliori per poter Chiaro. operare nel rispetto dei ruoli, perché ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Io faccio il presidente, il direttore deve fare il direttore, l'allenatore fa l'allenatore. Chiaro. Ed è molto importante affinché le cose possano andare per il verso giusto. È un gioco anche di puzzle, ognuno nel posto giusto per un percorso lineare. Sì, perché se capita che ci intromettiamo, ognuno nei compiti che non ci spettano, ovviamente vuol dire che qualcosa non funziona. Ti sei mai sentito tradito da qualcosa nell'ambito professionale? Sportivo. Certo, chiaro. Bah, tante volte capita un momento di amarezza quando vedo che la città non risponde per come dovrebbe rispondere. Quest'anno noi stiamo facendo un grande campionato, sicuramente mi aspetto che la città risponda meglio. Non parlo degli ultras o dei tifosi che vengono Ma dalla sempre allo gente comune. stadio, ma proprio dalla città, dai professionisti, dagli imprenditori, dalla gente che magari quando sei per strada tutti ti danno la pacca sulle spalle, si informano, chiedono, sono contenti che il Paterno vada Però bene, lavoresti più vicina. però non vengono allo stadio, ecco, oppure perché magari preferiscono fare altro. Questa è la cosa che forse un po' mi dispiace di più. Cos'è per te la parola lavoro e sacrificio? Sono due parole importanti. Per fare bene le cose bisogna sapersi sacrificare, perché altrimenti non raggiungi gli obiettivi che tu ti sei Quindi prefissato. rinunciare anche a qualcosa, Assolutamente sì. che spesso e volentieri è anche quella familiare, però poi dopo confrontarsi anche con chi lavora con te quasi quotidianamente, no? Sì, deve essere un rapporto quotidiano perché ci dobbiamo scambiare le informazioni. Ognuno deve dare il proprio contributo secondo anche le proprie esperienze e i propri ruoli. Hai qualche rimpianto? Perché tu sei stato anche un calciatore. Quasi quasi la mia domanda è la seguente: avresti voluto fare più il calciatore oppure poi alla fine la scelta di diventare imprenditore è stata quella più naturale e anche quella più logica? Beh, come ogni bambino mi sarebbe piaciuto fare il calciatore, solo che i miei piedi non erano abbastanza buoni per poterlo fare e allora ho ripiegato per fare, almeno in dirigenza, ecco, fare il presidente. Fare il presidente, è vero. E in questo caso l'equilibrio quanto è sufficiente per avere tutto sotto controllo? Non Perché si può poi alla avere, fine ogni giorno ti scontri con tante certo, realtà. non si può avere tutto sotto controllo. Il segreto forse è avere collaboratori come i miei che riescono a svolgere il proprio compito anche al posto tuo, come se fosse proprio loro. Questo forse è il segreto, riuscire a scegliere le persone giuste da poterti affiancare. Quando hai pensato di sognare un tuo momento importante, lo hai pensato da solo, da condividere solo con te stesso, oppure proprio per un tuo carattere eri pronto a condividerlo con qualcuno?
Ma il bello di ogni successo è condividerlo. Se tu vinci e sei da solo, con chi festeggi? È vero, è giusta questa risposta. Bene, abbiamo cercato di carpire un po' quelle che sono le tue caratteristiche. Adesso non rimane che l'ultima domanda del faccia a faccia, quella che insomma chiude la puntata. Se nella tua scatola dei ricordi dovessi tirare fuori qualche cosa, qual è la cosa che rimarrà per sempre nella tua mente? Diciamo che a livello sportivo è quella che è accaduta adesso. La vittoria di Coppa. La vittoria di Coppa, perché come ho detto tante volte è una vittoria storica, perché è la prima Coppa che arriva a Paternò. Solo quella? Oppure porti insieme alla Coppa attuale qualche cosa che fa parte anche della tua adolescenza, perché c'è sempre nella valigia dei sogni qualche oggetto che rimane sempre nella memoria. Ma guarda, ricordo tra i miei oggetti preferiti la maglia di quando ho fatto il primo gol in un campionato di promozione. Quindi ritorni nel passato, sì, a dimostrazione sì. che il pallone ha fatto sempre Certo. parte della tua vita. Quindi una maglia che tieni ancora possibilmente gelosamente Sì, certo. custodita. Assolutamente. Grazie Ivan, in bocca al Grazie lupo a voi. per il tuo proseguo della stagione. Grazie, grazie. Abbiamo dunque concluso qui lo spazio del nostro faccia a faccia. Appuntamento al prossimo.